Per anni aveva tentato di dimenticare, convinto di meritare salvezza. Per anni aveva tentato di confondersi con gli altri, simulando una normalità che non gli apparteneva. Ecco come era riuscito a sfuggire, anche se per poco, alla sua natura. Era diventato un caleidoscopio di volti, modi di fare, toni di voce, portamenti che aveva copiato da altri, come quando, in discoteca per la prima volta, aveva emulato le movenze dei ragazzi che intorno ballavano moleggiando sulle ginocchia. Eppure, eliminati gli strati di emulazione e performatività, eccolo lì il vero Giulio, che desiderava la violenza e il dolore. Vedendo quel video, l'aveva finalmente ritrovato e a lui ora doveva ricongiungersi. Quello che avete ascoltato è un brano tratto dal romanzo Brutale. Lo ha letto il suo autore, Salvatore Falzone. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Brutale è una storia molto forte, lo dico subito. Ho iniziato a leggerlo e mi sono fermata per un giorno intero, perché non ero convinta che fosse un libro per me, e quindi nemmeno per il podcast. Poi però sono andata avanti e ho fatto bene. Siamo a Vigevano e qui vive Paolo, un ragazzo che lavora in una pizzeria. Vive con Martina, la sua ragazza da tanti anni. Sono giovani ma sembrano una vecchia coppia stanca, soprattutto il sesso tra loro non funziona più. Paolo viene a sapere da un amico che c'è un tipo che conosce, Francesco, che sta facendo i soldi su OnlyFans. Francesco è gay e sul suo canale posta video in cui ha rapporti con altri uomini. Paolo lo contatta e dopo aver girato un video con Francesco apre anche lui un profilo su OnlyFans. Il suo nickname è Brutal Straight Top, attivo, brutale ed etero. Arrivano i soldi, arriva la dipendenza dai like e dai messaggi. Anche Giulio vive a Vigevano, è un ragazzo gay in crisi con il suo compagno Fabio. Giulio è l'unico che riconosce Paolo quando vede quei video in cui Paolo indossa un passamontagna di lana. E lo riconosce perché non l'ha mai dimenticato dai tempi del liceo, quando Paolo lo ha aggredito. Salvatore, la vita di Paolo e di Martina, partiamo da loro, è una vita che a me è sembrata impotente da tanti punti di vista, dal punto di vista sessuale, come abbiamo detto, ma anche in un senso più ampio. Non possono fare quasi niente perché non hanno i soldi. Eppure desiderano. Martina perlomeno desidera molto, sogna ristoranti stellati, cucine di lusso che manda su Instagram a Paolo. Paolo quello che desidera è di affrancarsi dalla sua vita di pizzaiolo. Quanto conta il denaro in questa storia? Conta tantissimo anche perché la domanda da cui è partito questo romanzo è fino a dove siamo disposti ad arrivare e cosa siamo disposti a fare per denaro, per guadagnare, ed è così che è nato il personaggio di Paolo, che in effetti è un personaggio molto impotente, molto castrato, proprio perché ha costruito, diciamo, la sua maschilità, vedendo e copiando quella di altri. Per essere all'apice della gerarchia, no, di questa costruzione della maschilità, i soldi sono molto importanti. All'apice c'è un maschio che è etero e che è bianco, ma che è anche molto benestante. E se si hanno i soldi, si ha anche il rispetto degli altri, soprattutto degli altri maschi. E io credo che questo abbia formato l'identità di Paolo, tant'è che lui ha sempre fatto calcoli, ha sempre magari declinato inviti a lauree oppure matrimoni perché doveva calcolare quanto avrebbe speso e non ci stava con i soldi. Questo è anche un po' una fonte di vergogna per lui nel rapporto con Martina, perché Martina non vorrebbe vivere in quel monolocale che era prima un garage, vorrebbe vivere in centro, a Vigevano, e questo gli causa un enorme senso di frustrazione ed è proprio per questo che sceglie di aprire un canale OnlyFans. Solo che dietro c'è anche un desiderio profondissimo di appunto sottomettere l'altro, ma il pretesto iniziale è proprio quello del denaro, di guadagnare, un po' per forse risolvere quel problema, quella macchia che ha sempre sentito, diciamo, nella sua maschilità. Chi invece in questo libro i soldi li ha, non è che stia molto meglio comunque. Giulio lavora per hobby, ma non è molto felice.
e Demetrio, che incontreremo più avanti, che è ricco e famoso ma è orrendo. Ma quando Paolo si iscrive a OnlyFans, non è solo il denaro a gratificarlo, sono anche le attenzioni che comincia a ricevere. Che cosa cerca e che cosa trova lì dentro? Paolo è una persona che per anni ha castrato un desiderio molto oscuro e che con OnlyFans finalmente emerge. Questo desiderio è quello di sottomettere gli altri, di essere violento. OnlyFans, che è poi uno spazio virtuale, questo è calzante perché all'inizio addirittura Paolo lo ritiene uno spazio fuori dalla realtà, proprio perché è virtuale, e cerca anche di giostrarselo come realtà parallela. Eppure scopre che questa realtà parallela e virtuale è forse più vera di quella quotidiana. Paolo a un certo punto, quando inizia a fare video e sente una gratificazione che nella vita quotidiana di tutti i giorni non sente e non prova da tempo. Finalmente trova un luogo in cui sfogare questo desiderio che ha ignorato per anni, ma io trovo che questo sia un romanzo sul desiderio perché davvero noi possiamo ignorarlo, però a un certo punto il corpo ci anticipa e il desiderio in questo può essere anche un po' distruttivo, liberatorio perché ci libera in un certo senso, però se hai passato anni a nasconderti, allora finisce col distruggere la vita che avevi prima e niente più lo stesso. Dicevamo che c'è stato un incontro violento tra Paolo e Giulio che ha segnato le loro vite, rivelando a ognuno di loro le loro nature opposte, ma appunto, come stavi dicendo, ugualmente distruttive. A me è sembrato che la domanda di fondo di questa storia sia se è giusto o meno assecondare il nostro istinto più profondo. Io mentre lo leggevo non sapevo neanche che cosa ti fare, cioè nel senso da che parte stare, e se desiderare che ognuno desse veramente sfogo a chi sentiva di essere oppure si fermasse. Esiste un limite al di là del quale la nostra vita è solo una finzione? Io in realtà penso che probabilmente le vite di Giulio e di Paolo sono destinate a essere rovinate per sempre. Penso che incontrandosi, perché poi l'incontro ci sarà, non c'è una risoluzione, perché in un certo senso per anni si sono cercati, anche se in altre persone, per esempio mi viene in mente Giulio che fa incontri occasionali ricercando quella brutalità di quell'aggressione e cercando di replicarla, e Paolo a suo modo con OnlyFans trova un po' di quella brutalità anche lui, però quando c'è qualcosa di così brutale, così violento che lega due persone, così traumatico per entrambi, siamo destinati un po' a, se poi viviamo una vita di menzogna, finzione, a veramente la distruzione e l'autodistruzione. Nella storia c'è anche il tema della mascolinità tossica, che è tanto più tossica quanto più si fonda sulla paura dell'altro o di se stessi, no? Io questa cosa che tu racconti, il bersagliare qualcuno, l'ho vista tantissimo e ho in mente precisamente una persona, un mio amico, che era così ed è stato mio compagno dalle elementari al liceo ed è sempre stato così, perennemente bersagliato, ma erano altri tempi e pensavo e speravo che le cose fossero cambiate nel frattempo. E invece no. Dipende poi dai contesti, secondo me, dalla scuola per esempio, dal quartiere, eppure in ogni caso, io mi occupo anche di fare formazione e spesso mi è capitato di essere chiamato nelle scuole, soprattutto quando il caso di bullismo c'era già stato, no? Quando quindi il bersaglio c'era già ed era già stato bersagliato parecchio. E sono rimasto sorpreso perché poi noi veramente, soprattutto forse già adulti, adesso diciamo no, comunque questi problemi non ci sono più, quando ero giovane io invece eravamo pieni, no, di omofobia, transfobia. E io invece penso che da una parte, soprattutto il maschio, stia tornando a una radicalizzazione, un po' come se facesse resistenza. Effettivamente stiamo facendo moltissimi passi avanti, stiamo parlando di patriarcato, di violenza di genere,
Eppure il maschio rimane un po' al margine e non se ne parla, non si parla di costruzione della maschilità e i maschi finiscono con il sentirsi invisibili a loro stessi. E infatti il maschio che c'è nel libro, per eccellenza, cioè Paolo, è invisibile. Lui, anche quando scarica OnlyFans e fa i video e prova quel piacere che aveva rimosso, non si fa delle domande. È inconsapevole, immaturo, non riesce a guardarsi dentro. E questo secondo me è il grosso problema del maschile, il non riuscire a guardarsi, comprendersi, e questo finisce inevitabilmente a creare una guerra tra sé e gli altri. Parlavi di contesti, pensavo, perché hai ambientato questa storia a Vigevano? Perché recentemente mi sono trasferito in un paesino vicino a Vigevano e Vigevano mi sembrava la città perfetta. Innanzitutto perché è vicinissima a Milano, eppure è lontanissima da Milano, proprio culturalmente credo. Cioè, innanzitutto non c'è un collettivo, un'associazione LGBT. Questo mi ha sorpreso, mi ha sconvolto, anzi, e ho pensato è perfetto, perché tra l'altro nel libro stanno organizzando il primo Pride di Vigevano, quindi magari sarà profetico. Quindi mi è venuta in mente una città in cui le persone queer esistono, però non hanno modo di trovarsi, di vedersi, riconoscersi, stare insieme. E infatti nel romanzo i personaggi, anche quelli vicini, sono scollati tra loro. Questo è il tuo secondo romanzo, il primo si intitola L'arte di rialzarsi. Io non l'ho letto, confesso, però ho letto la trama. E anche lì ho visto che c'è un ragazzo che poco prima della maturità lascia la scuola, come Paolo. Allora, siccome 2 indizi fanno una prova, volevo chiederti prova di che cosa? In realtà è venuto parecchio naturale, non ci ho pensato fino adesso, però è vero, e quello che mi è successo con questo romanzo è che persino Paolo, che è un personaggio diversissimo da me per molti versi, l'ho trovato forse il più vicino a me, proprio per questo suo sentirsi indietro nella vita in generale. Quando lasci la scuola presto, senti veramente che tutto il mondo va avanti, procede, e tu invece rimani bloccato. E vedi quindi le persone che si diplomano e si laureano e trovano lavoro, magari lavori di alto livello, e tu rimani bloccato in quella condizione un po' anche infantile. E quindi era perfetto per Paolo perché è proprio un personaggio frustrato e bloccato nella vita. La parte finale della storia, che non racconteremo, assomiglia a delle storie di cronaca, penso tipo a Terrazza Sentimento. Ti sei ispirato a qualche fatto realmente accaduto? Ho avuto sul comodino, per esempio, La città dei vivi di La Gioia, il caso Varani, proprio perché mi ha sempre sconvolto quella brutalità, quella violenza gratuita, che invece quando si va a sondare ha un po' le sue radici nella maschilità di un certo tipo, dicevamo prima tossica, e quindi mi interessava, soprattutto mi interessava indagare come questa maschilità e questa costruzione si intreccia all'omosessualità maschile. E io trovo che in quel caso in particolare ci sia e sia emblematica la misoginia e l'omofobia repressa che inzuppa quelle persone. E infatti mi sono poi ispirato per un personaggio cattivissimo che citavi prima, perché non avendo vicino a me situazioni del genere, la cronaca mi sembrava il terreno più fertile e quel caso in particolare fertilissimo. Salvatore, l'ultima cosa che ti chiedo è in realtà quella che avrei voluto chiederti per prima, ed è la cosa che mi ha così spaventata del tuo libro, ed è questa scelta di scrivere un romanzo che ha delle parti veramente disturbanti. Almeno io le ho vissute così, sarà un mio problema, non lo so, ma mi sembrano disturbanti. Ecco, pensi che Brutale potesse essere solo così? E perché? Sì, è venuto anche parecchio naturale scrivere quelle scene con quel tipo di linguaggio. Ho capito soltanto dopo perché, in realtà. Per quanto riguarda le scene di sesso in generale, sapevo che sarebbero state centrali nel romanzo, solo che dopo averlo scritto mi sono anche reso conto del motivo, cioè mi capita spesso, anche facendo formazione, che quando si parli di corpi, soprattutto di uomini gay,
li si desessualizzi. Probabilmente la desessualizzazione rende più facile digerire l'omosessualità. E infatti spesso si dice: l'importante insomma è che vi vogliate bene, vi amiate, quello che fate in camera da letto sono affaracci vostri. Questo confinare, no? il sesso all'interno del privato, il non volerci assolutamente pensare, mi ha fatto molto riflettere, anche perché poi mi capita di parlare con persone che, riferendosi a uomini gay che conoscono, dicono: oh, sono le persone più educate, più pulite, più profumate che io conosca. E io ci rimango sempre un po' di stucco che quelli siano i primi aggettivi che appunto vengono fuori. E forse fa parte di questo processo di desessualizzazione del corpo maschile gay. E gli stereotipi, insomma, secondo me ce ne sono tantissimi, no? L'amico stilista. C'è questa desessualizzazione. Io volevo forse restituire sessualità ai corpi degli uomini gay, perché effettivamente fa parte della nostra cultura. E per molto tempo siamo stati associati soltanto al sesso, e invece oggi forse sembra quasi il contrario, un voler respingere il sesso, cacciarlo fuori dall'immaginario. E forse volevo rivendicare un po' questa dimensione, questo aspetto. Abbiamo dato voce a Brutale di Salvatore Falzone, 66 and Second editore. Grazie. Voce ai Libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.